2800 metri cubi al secondo di acqua stanno passando sul fiume Tagliamento. Concluse le rilevazioni dei tecnici che hanno appena finito di operare, un dato mai visto da tantissimi anni. Tutta la forza dirompente del fiume Tagliamento, con una portata d'acqua eccezionale, mai così tanta da moltissimi anni. La piena del fiume si è riversata sui corsi d'acqua, tanto che nel primo pomeriggio di oggi si è rotto l'argine del canale Taglio, che segna il confine comunale di Fossalta di Portogruaro e San Michele al Tagliamento. L'acqua ha invaso i campi circostanti, così come si è rotto anche l'argine a sud della località Terzo Bacino. Siamo a Dignano, vicino a Spilimbergo, siamo qui del Tagliamento, il fiume che è in piena. Dalle immagini che vi mostriamo, insomma, la situazione è davvero eloquente. Guardate come scorre il fiume, che con forza porta con sé anche molti detriti. Da anni da maltempo, e il ponte che collega il Friuli e il Veneto tra Latisana e San Michele al Tagliamento è stato chiuso per precauzione alla circolazione. Due i punti critici segnalati oggi dopo i danni della notte passata: il tratto del fiume che passa per Dignano, dove il corso d'acqua è più largo, e proprio quello tra Latisana e San Michele, dove invece il letto del fiume è più stretto. L'acqua arriva a lambire le arcate del ponte che collega Latisana a San Michele al Tagliamento. Allora, diciamo, il limite di sicurezza qui si può arrivare anche a 11,50 metri, 11 metri, però la situazione è stata seria, è seria. Adesso al momento pare che possiamo dire che sia sotto controllo. È sotto controllo da un punto di vista, diciamo, del piano di sicurezza, però noi cerchiamo un elemento in più del piano di sicurezza per tutelare la nostra popolazione. Facendo velocemente, per dirla in breve, la misura di portata. Misura di portata con uno strumento che è un profilatore acustico che prevede la misurazione della velocità e della profondità. Per cui facciamo una sezione lungo tutto il ponte in modo tale, con una serie di verticali successive, da capire la profondità e la velocità di ogni verticale. Preoccupati? Sì, no, io abito qua vicino e sono data un'occhiata così, insomma. Sì, e basta, perché insomma siamo qua. Di stamattina è cresciuto un 10 centimetri. La polizia locale adesso sta anche assistendo delle persone che devono essere portate dall'altra parte, a San Michele al Tagliamento. Appunto abbiamo raccontato dei disagi di chi è rimasto bloccato dall'altra parte del fiume e magari deve tornare a casa anche per proprie esigenze, quindi adesso il tema è diventato anche un po' questo. Mentre si è leggermente abbassato il livello del fiume rispetto a prima, sta scorrendo più basso rispetto alle volte che abbiamo mostrato prima, quindi insomma c'è la speranza qui che la situazione sia in rientro.